Fiabe per bambini presenta Racconti di Natale. Le storie da ascoltare tutti insieme intorno all'albero. La stella di Natale. Quest'anno, disse il signor Beltempo un mattino, dobbiamo pensare in tempo all'albero di Natale e prepararne uno enorme e bellissimo. Bene, fu d'accordo la signora Beltempo. Ce ne procureremo uno che arrivi fino al soffitto. I 5 bambini Beltempo pensarono che era un'idea meravigliosa. La sera, il signor Beltempo arrivò a casa carico di pacchetti che contenevano splendidi nuovi ornamenti per l'albero, grandi palline colorate e lucenti, frutta fatta di vetro soffiato, campanelli che tintinnavano, uccellini dei colori dell'arcobaleno e la cosa più bella, era un grande angelo dorato e lucente. Questo andrà in cima all'albero, disse il signor Beltempo. Abbiamo usato troppo a lungo la vecchia stella. È ora di sostituirla. A queste parole, il viso della signora Beltempo si rabbuiò. Anche i bambini assunsero un'aria scontenta. Quella stella era già sulla punta dell'albero quando io ero bambina, disse la signora. Quando pensiamo al Natale, noi pensiamo a quella stella, dissero Maria e Marco, i 2 bambini più grandi. Anche Michele e Miriam, i 2 bambini di mezzo, volevano la stella. E Marta, la bambina piccola, disse: niente stella, ma io voglio la stella! Allora il babbo ebbe un'idea. Prese l'angelo e lo pose sulla cappa del camino. Ecco il posto adatto per l'angelo, disse. Sta bene qui, vero? Dopotutto, il nostro albero non deve essere grande e nuovo al punto che non sembri più neppure il nostro albero. Allora tutti i Beltempo trassero un sospiro di sollievo e andarono a cena con gli occhi scintillanti di gioia, così scintillanti che pareva che un pezzetto di stella fosse entrato in essi. Ti è piaciuta la storia? Se vuoi, ascoltane un'altra insieme a noi.